Buongiorno ragazzi e ragazze. Allora, oggi i saluti ve li do da una località a 6 km da Borzo Nasca, nell'Alta Valtrebbia. Siamo quasi ai confini, se non sbaglio, con la Val d'Aveto, un posto fantastico. Io sono davanti a questa chiesetta dalla quale parte un sentiero che conduce nel bosco, dentro il quale troveremo un'altra chiesa costruita, se ricordo bene, negli anni 1000. Logicamente oramai è una chiesa diroccata, ma molto suggestiva. In queste zone poi troviamo anche quello che chiamano il viso megalitico. Guardiamo se riusciamo a trovarlo. E ci sono dei tanti bei percorsi da fare. Potete vedere voi stessi la bellezza di questi posti. Guardate che boschi. Ne vale la pena di fare un salto da queste parti. Ritornando un attimino come prendere questo percorso, si deve arrivare da Prato sopra la Croce. Con pochi minuti di macchina si arriva a Liciorno, si nota questa chiesa, si nota la parte del campanile, si deve cercare un posto per la macchina che non è semplice e poi si scende da questo brevissimo sentierino che porta tra l'altro all'ingresso della chiesa stessa e prosegue da questa parte. Ora controlliamo però che so io, il segnavia sono 2 barre parallele. Ora cominciamo a scendere e guardiamo se troviamo questa fantastica e suggestiva chiesa medievale. A dopo. Allora, noi siamo arrivati di qua, no? E ci mettiamo in questo sentiero, proseguiamo una decina di metri e qui sulla destra, vedete, c'è il segnale San Martino. Devo dire che questo bosco è un po' particolare. Il percorso come posso dire, sembra quasi che ti possa soffocare un po', stretto, con rocce, roccette, muretti, tanta erbaccia. Ora bisogna vedere se bisogna andare qua sulla destra o proseguire. Guardiamo se troviamo il segnavia. Non c'era problema, qualsiasi sentierino si prendeva, si congiungono poi in quello principale. Guardate che bello essere qua sotto, qua dentro più che altro, un contenitore. Ora io non sono molto bravo, ma credo che sia una faggeta. Sono posti stupendi, ragazzi. Allora il bivio porta a destra.
Bisogna prestare solo un po' d'attenzione, cercare di fare l'occhio ai segnali e non c'è problema di perdersi. Certo, bisogna comunque stare attenti e non andare sempre così a caso. Purtroppo l'applicazione in questi posti non mi prende. Guardate questo boschetto. Tra l'altro questi sono posti ricchi di selvaggina. Sono caprioli, soliti daini, cinghiali, lupi e molte altre razze di animali che è sempre bello vedere, ma diciamo che quando c'è un sentiero un po' stretto forse è anche bello evitarli, specialmente se si trattasse, non dico di lupi perché i lupi mi hanno già sentito se ci sono a distanza di chilometri e si guardano bene dall'avvicinarsi all'uomo, fortunatamente. Ma a volte qualche cinghiale coi piccoli che va a mangiare nel bosco è facile trovarlo e sappiamo tutti che quando la femmina è coi piccoli è un po' pericolosa perché ha paura e li vuole difendere. E qui arrampicarsi su un albero non è semplice. E se non sbaglio, davanti a me ci sono proprio i ruderi. Vedete? Sempre attenzione alle rocce, ai tronchi, con calma, scrutando anche dentro l'erba per vedere se si trovano i segnali, perché molte volte poi perdono un po' il colore, no? Con le intemperie. E a volte sono poco riconoscibili, bisogna fare attenzione, cercarli con pazienza. E qui, eccola qui, la fatidica chiesa che avevo trovato su internet e che mi ero ripromesso di venire a vedere. Ora qualcuno dirà, ma fammi capire, hai fatto un sacco di chilometri, ti sei alzato stamattina alle 5:30 per venire a vedere delle pietre che stanno in piedi per miracolo. Sì, effettivamente ho fatto questo e ne sono soddisfatto, molto soddisfatto. Questa è una chiesa storica che era stata costruita negli anni 1000, intorno agli anni 1000, ed è stupenda. Stupenda. Ora andiamo un attimino a vedere se ci fosse la possibilità di scrutare un po' dentro, sempre che ci sia rimasto 2 muri in piedi.
Speriamo che non si stacchi qualche pietra proprio adesso. Ok, ora ripercorriamo a ritroso la strada fatta prima e torniamo dalla macchina. Purtroppo, essendo arrivato, come ho detto, a Prato sopra la Croce con la macchina, non posso fare l'anello, perché altrimenti arriverei a Borzonasca, poi da Borzonasca farmi quasi 7 km sull'asfalto per tornare a prendere la macchina. E allora a sto punto non conviene, se ne stiamo al fresco. Andiamo.